Invito le autorità a portarsi sul palco d'onore. Ich möchte noch ganz kurz die Gelegenheit nutzen und allen Zuschauern und Gönnern an dieser Sfilata, diesem prächtigen Umzug hier in Cortina d'Ampezzo, alle zu grüßen und gleichzeitig ein Dankeschön für Ihre Präsenz auszusprechen. Nochmals ein herzliches Dankeschön hier allen Sponsoren in Cortina, das heißt speziell mal den Organisatoren der Musikkapelle aus Cortina d'Ampezzo, allen Gastwirten, die da immer ordentlich die Kapelle sponsorisiert, und wünsche Ihnen euch allen eine gute Unterhaltung. Die Sfilata, der Umzug ist gerade gestartet, Kürze wird er hier an uns vorbeiziehen, und wie gesagt, alles Gute und gute Unterhaltung. Apre la sfilata la Polizia di Stato, seguita dal gonfalone del Comune di Cortina. Il gonfalone del Comune di Cortina è accompagnato dalla pattuglia dei Carabinieri Forestali su cavalli di razza murgese, che il Comando Carabinieri per la tutela della biodiversità dei parchi impegna nella sorveglianza delle aree protette. Den heutigen Umzug eröffnen zwei Polizisten der Straßenpolizei, die von den Bannern der Gemeinde Cortina hinter ihnen das Banner der Gemeinde Cortina. Das Banner wird eskortiert von zwei Förster Carabinieri zu Pferde der Rasse Murgese aus Apulien. Sul discorso che vi dicevo prima dei volontari, voglio ringraziare l'operatore ecologico della cooperativa Sole, che sono persone indispensabili che lavorano dietro le quinte, però fanno sì che questa festa sia organizzata al meglio. In Kürze sehen wir die erste Musikkapelle, und zwar die Kapelle bei Meran. Im Jahre 1881 entschlossen sich einige Einwohner dieser Meraner Fraktion, eine Musikkapelle zu gründen. Mit großem privaten Einsatz gelang es ihnen, eine Gruppe zu formen, die heute 45 Mitglieder zählt und zurzeit als Präsidenten Hans Bauer und Dirigenten Bernhard Bircher nennt. Vediamo arrivare Musikkapelle Graz, provenienza Merano, anno di fondazione 1881, presidente Hans Bauer, direttore Bernhard Bircher, 49 associati, si esibiranno al Park Hotel Royal alle ore 16.
costituita nel 2007, ragazzi dai 10 ai 14 anni, con l'intento di valorizzare la tradizione mostrale della cultura musicale bandistica, diretta dal 2016 dal maestro Davide Donazzolo. Tutti gli altri si vuole terminare il Questo è il futuro della banda di Anfesso, eccoli! Gisar, Anfesso Aide, capitano Ugo Cottassini, 35 associati. È l'associazione storico-culturale che dal 2002 ha riportato in vita il corpo degli Schützer, tiratori scelti delle vallate tirolesi e trentine. Große Gruppe, die Kompanie Gisar Anfesso Aide, die im Jahre 2002 gegründet wurde. Banda musicale folcloristica, magnifica comunità di Foggiaria, presidente Mauro Galvagnini, direttore Luca Pestedi, 60 associati, si esibirà in Conchiglia, piazza Angelo di Bona alle 16. Nun als zweite Musikkapelle sehen wir die folkloristische Musikgruppe der Gemeinde Foggiaria, gegründet im Jahre 1924. Seht ihr heute 60 Mitglieder. Filarmonica Luigi Mattiuzzi, Udine, anno di fondazione 1878, presidente Andrea Beltrame, direttore Herbert Magliolo, 40 associati, dal 75 al 2009, diretta dal maestro Pino Costa e attualmente dal maestro Herbert Magliolo. Filarmonica, Luigi Mattiuzzi, Udine, so heißt die nächste Musikgruppe im Jahre 1878 unter großen persönlichen Gemeinschaft von Luigi Mattiuzzi gegründet wurde. Es gibt heute 40 Mitglieder, das Präsident Andrea Beltrame. Unione dei Ladini d'Anfesso, nasce a Cortina nel 65 per lo scopo di conservare e tutelare il patrimonio culturale della comunità anfessana. Presidente Elsa Gardini, il carro presenta le riproduzioni in scala di un paesaggio rurale del passato caratteristico della vallata d'Anfesso, con gli tipici lavori boschivi e pastorizi, le stalle di animali da pascolo. Le riproduzioni sono realizzate dal grandissimo artigiano Walter Dalago. Der erste Festwagen, hier wird an die traditionelle ländliche Ortschaft des Anfessaner Tales gezeigt. Maßstab nachgebaut und beim pensionierten Handwerker Walter Dalago. Banda cittadina di tredicesimo Udine, anno di fondazione 1833, presidente Luisa Ronco, direttore Nicola Zampiri, si esibirà al Parco Municipio alle ore 16. Stadtkapelle des Kirchimo aus Udine, gegründet 1833, eine der ältesten Musikgruppen der Region, Real Musica. Corpo bandistico parrocchiale Masoletti Maser, la banda più applaudita dagli uomini, non si capisce perché. Presidente Denis Martignago, direttore Walter Zancaro.
Esibizioni in piazza Fratelli Vittorio Ghedina alle 17:15. Corpo Battista, unitare nostre circostanze comparano le domande materie queste. Presidente Alcini Martignano per dirigente Walter Giancanaro. Vigili del fuoco volontari, proprio qui a Cortina nel 2010 ha avuto luogo il primo raduno nazionale dei Vigili del Fuoco, a cui hanno partecipato tutte le componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sono state 3 giornate di festa interamente dedicate alla loro più alta rappresentativa, per mantenere vivi i valori all'amicizia e solidarietà tra gli appartenenti al corpo e esaltarne le tradizioni. Der Selbstgemäß die Freiwillige Feuerwehr, immer und jeder Stunde bereit, den Menschen zu helfen. Ein besonderer Applaus für Ihnen. Und nun die Musikkapelle Obersilia, Österreich. Die Kapelle besteht aus 63 Mitgliedern mit einem sehr jungen Altersschutz wurde im Jahre 1821 gegründet. Außerdem traditionell heute die junge Musiker auch in der modernen Musik. Religiöse Umrahmungen, Abendkonzerte, das alljährliche Silvesterkonzert ist die Hauptumsetzung. Musikkapelle Obersilia 1821, 63 associati che esibiranno in piazza Angelo di Bona alle 17:15. Cittadina di Palmanova, Palmanova Udine, Fondazione 1898, Presidente Servano Bergamasco, Direttore Daniele Panton, si esibiranno in piazza Fratelli Vittorio Ghedina alle 16. Cittadina di Palmanova Udine, piazza Palmanova, heute die Kapellmeister heißt Daniele Panton. Soccorso alpino, Guardia di Finanza e Carabinieri, gli angeli delle nostre montagne. Presidente Mauro D'Apposto, 50 associati, anno di fondazione 1950. Soccorso alpino, Guardia di Finanza, è uno dei corpi militari più antichi dello Stato. Tra i suoi compiti figurano il soccorso in montagna con l'ausilio di squadre cinofile. Soccorso alpino dei Carabinieri. Un applauso a questi ragazzi che rischiano la vita per andare a salvare le persone in difficoltà. Musica Autofascia, Canassei Trento, anno di fondazione 2006, presidente Daniela Pavè, direttore Paolo Roson, 60 associati.
In Val di Fassa è a partire dal 1928 che l'Infonia Istriana a parlare di banda, dove fino ad oggi per svariati periodi il gruppo bandistico viene sospeso, per poi dopo 35 anni un gruppo di appassionati di musica iniziano a ragionare e lo rifondano. Musiker Autopasta, Musik Oberes Passatal. Sehr junge Kapelle, gegründet im Jahre 2006, kann sich mit einigen wichtigen Auftritten rühmen, und zwar mit der Teilnahme am Oktoberfest, aber speziell letzten Dezember 2018 auf der Marmolada. Johannes Heim. Sulla Jeep Willys originale, i vecchi musicanti, il corpo musicale di Cortina ha una lunga storia e su questo mezzo potete vedere vecchi musicanti che hanno contribuito a far andare avanti questo stupendo gruppo di musicisti. Auf diesem folgenden Originalkonzert einige der älteren oder jüngeren Musikanten der Kapelle Comunitaire Rampetto. Im Jahre 2009 gegründet, versucht die Gruppe die Präsidenten an die alten Südtiroler Traditionen zu erinnern und sie zu erhalten. Wolfgang Group Varna Bolzano, anno di fondazione 2009, presidente Silvestre Obergasser, 62 associati. Sono due gruppi di danza popolari che si esibivano nel paese. I mestieri di un tempo, corso pratico di mungitura, il carro realizzato da Sisto Menardi di Ornista rievoca la mungitura di una mucca come veniva eseguita dai contadini delle nostre valli. Dopo la sfilata il carro stazionerà in Corsa Italia e si proverà e si svolgerà una prova di mungitura aperta a tutti. Auf diesem nun folgenden Festtag wird dargestellt, wie zu Großmutterzeiten die Kühe gemolken wurden. Banda musicale di Reane, Udine, anno di fondazione 1931. La banda musicale di Reane del Real, nata nel 1931 con lo scopo di creare un gruppo di musicisti che fungesse da centro di aggregazione e nello stesso tempo aiutasse le ricorrenze religiose e civili. Banda musicale di Reane, Udine.
Diese Tabelle, bestehend aus 45 Musikern, wurde nach der Auflösung 1958 im Jahre 74 neu gegründet. Neben den religiösen Repertoire, spielen auch Kernismus und Klassik. Croce Bianca, caposervizio Andrea Almiribus, caposezione Laminio Zandanè, 70 associati, anno di fondazione 1976, che nasce ufficialmente la sezione di Cortina d'Ampezzo, con i loro mezzi tecnologici all'avanguardia, con l'impegno costante del personale. Corpo bandistico comunale Gioacchino Rossini, Cassionsi Strada Udine, anno di fondazione 1973, presidente Daniele Duri, direttore Fulvio Dose, 60 associati, esibizione al Parco Hotel Royal alle 17:15. Comunale Gioacchino Rossini, inizia movimento che ha stazione di strada nella provincia di Udine, Udiniare, Aiuti, che giunge al presidente Udine, musica di Alto Live con presidente Daniele Duri. Complesso bandistico Scaligero Vincenzo Mela, Isola della Scala Verona, presidente Riccardo Mori, direttore Daniele Cipriani. La banda dell'Isola della Scala è una realtà ben consolidata ed apprezzata dal 1841. Complesso bandistico Scaligero Vincenzo Mela, Isola della Scala, provincia di Verona, dove 48 Restgründe nach mehreren Unterbrechungen 1974 neu gegründet. Gruppo olimpionico Cortina Olimpica 56, Cortina Olimpica 2026. Cortina è una città tra le più medagliate d'Italia, 100 medaglie tra olimpiche e mondiali. Qui vediamo in prima sfilata i figuranti per i vari sport che sono stati eseguiti dai nostri atleti alle Olimpiadi. Dietro seguono i tipici atleti olimpionici, Sandonella Roberto, Guerrino Ghedina, Melodin Marco, D'Amico Roberto, Bruno Alberti, Cristian Ghedina, Wendy Orpae e il più giovane sciatore René De Silvestro, Berlocchi, Darino Alberto, Verocai Giulio, Frison Bruno e l'attuale allenatore della Sportivi Ghiaccio, Giorgio Vedettin. Pattinaggio di velocità, il mitico Calzà. Per lo sci di fondo Anna Comarella, la combinazione nordica Giacomelli Francesco e per il curling Angela Menardi. Gruppo olimpico, il gruppo olimpico è stato ampiamente con 6 alle Sportdisziplinen damals präsentiert, aber auch in den olympischen Gedanken vorausblicken auf Olympia 2026 hier in Cortina d'Ampezzo. Corpo bandistico
Ittico, Colombarone Firenzuola di Pocara. Pesaro, fondazione 1929, presidente Fiorino della Martera, direttore Doria del Maestro, 40 associati. Corpo Banistico, Colombarone Firenzuola di Pocara, die Musikgruppe kommt aus dem schönen Pesaro, gegründet wurde die Kapelle im Jahre 1929 von dem damaligen Pfarrer der Stadt. Associazione Filarmonica San Vitese, Servito al Tagliamento, anno di fondazione 1805, presidente Maurizio Coassini, direttore Simone Comisso, 62 associati, si esibirà al Parco Municipio alle 17:15. Associazione Filarmonica San Vitese, Servito al Tagliamento, Friuli. Die Gruppe wurde 1805 gegründet. Es ist einer der ältesten Kapellen des Friauli. I mitici, carrozza degli scoiattoli, presidente Alberto Gaspari Morotto, 70 associati, anno di fondazione 1939. C'è anche uno scoiattolo, Lorenzo Lorenzi, che da poco è stato premiato col Fermo d'Oro, una delle più grandi onorificenze per l'arrampicata. Carrozza Scoiattoli, Jahre 1939 wurde wohl eine der wichtigsten Bergführer und Bergklettergruppen für die Welt gegründet. Scoiattoli, einen großen Applaus für Ihnen. Filarmonica del Pozzuolo del Friuli, anno di fondazione 1864, 40 associati, presidente Romano Rodano, direttore Paolo Frizzarin. La bandiera dell'Ulda, portato da queste giovani ragazze in tipico vestito ampezzano, la bandiera dell'Unione dei Lavini. Ulda, Unione dei Lavini Zampetto, presidente Elsa Tardini Sorizza, con i vestiti tipici della nostra conca ampezzana. Ulda Union das Zampetto. Diese Vereinigung wurde vor 43 Jahren gegründet. Der Verein hat sich die Aufgabe gestellt, die ampezzanische Kultur, die Sprache, die Traditionen und die Trachten zu erhalten und zu pflegen. Als Präsidentin fungiert zurzeit Elsa Tardini. L'Ulda, associazione culturale per la tutela e lo sviluppo dell'idioma, gli usi e i costumi e le tradizioni, la toponomastica del patrimonio culturale ampezzano, che festeggia quest'anno il 43esimo di fondazione. Oltre alle persone in costume vi sono i consiglieri dell'Unione, gli assessori comunali alla cultura ladina, i fondatori e i presidenti che si sono succeduti per oltre 40 anni di età. Ecco che arrivano i padroni di casa, corpo musicale di Cortina d'Ampezzo, anno di fondazione 1861, presidente Massimiliano Fontana, direttore Simone Nucciotti. Nel febbraio del 2016 il presidente è Massimiliano Fontana. Il corpo musicale è in attivo 5 CD, l'ultimo dei quali lo scorso anno. Se siete interessati li vendono al gazebo davanti alla conchiglia.
Corpo Musicale di Cortina d'Ampezzo, die Heimkapelle. Gegründet wurde die Kapelle im Jahr 1861, zählt heute 60 Mitglieder, als Obmann Massimo Fontana und mit dem Maestro Simone Nucciotti. Ein Sonderapplaus bitte. E per ultimi, ma non ultimi, l'Associazione Nazionale Alpini, Presidente Cesare De Luca, anno di fondazione 1922. L'Associazione Nazionale Alpini Anna, die Alpini Sektion seit 1902 gegründete Gruppe, der alle zur Erhaltung von tutti a spostarvi nella piazza di fronte alla chiesa parrocchiale del nostro municipio per il concertone. Colgo di nuovo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, tutti i volontari e soprattutto carabinieri, polizia, guardia di finanza e tutti quelli che ci permettono di fare questa festa in assoluta sicurezza. Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Anwesenden, aber hauptsächlich an die Organisatoren, die Heimkapelle aus Cortina d'Ampezzo und den lieben Freiwilligen. Dankeschön und nochmals gute Unterhaltung beim großen Konzert auf der Piazza.